Torniamo in diretta dopo questo rewind legato al Festival della Canzone Italiana. Sono le 8.51 e adesso, come ultimo argomento, parliamo di una storia che insomma arriva da la terra delle storie, non solo del primitivo, ma Manduria ormai è la terra delle storie. Dopo il caso del rosso del vino Jannik Sinner, oggi vi raccontiamo, o anzi vi racconta un'altra storia meravigliosa, il nostro Reno Di Noi, direttore della Voce di Manduria, che sulle sue colonne, anche sul Quotidiano di Puglia, racconta la storia emblematica. Buongiorno Reno. Buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao. il titolo di questa storia è praticamente: un vigile cartonato col volto di Salvini scompare a Manduria, a Marugio, scusate. A Marugio. Tra la Marugio e Manduria. Allora, partiamo da un presupposto. Allora, esiste un vigile cartonato col volto di Salvini? Ma originariamente no, aveva il volto del legittimo prestatore dell'immagine. Ah, ok, quindi c'era un vigile di Marugio. Sì, ha prestato l'immagine, è stata un'idea del sindaco Longo, brillante, devo dire, di realizzare questi cartonati con l'immagine del vigile in divisa, con tanto di paletta, che ingannava gli automobilisti, insomma, costringendoli a rallentare. Ha funzionato per... C'è un autovelox fatto con 25 euro praticamente. Esatto, ok. Brillante. Che non è piaciuto evidentemente a Marugese agli automobilisti. Poi qualcuno ci ha appiccicato la faccia di Salvini sopra, dopo immagino insomma le entrate in vigore del nuovo codice della strada. Ha fatto scatenare la fantasia di qualcuno, tant'è che l'hanno abbattuto insomma. Beh dai, però diciamoci la verità, alla gente del sud gli fai vedere Salvini vestito da vigile, cioè prima ci chiamava Terroni, adesso ci fa anche le multe se beviamo, cioè la gente gli gira le balle. Infatti sì, è accaduto questo, sì. Ecco, adesso è scomparso questo cartonato, quindi... No, abbiamo scoperto che il comune li ha ritirati, insomma. Avrebbe intenzione di rimetterli, ovviamente togliendo il volto di Salvini e lasciando il volto originale del vigile di Pierpaolo. Ma allora secondo me dobbiamo avviare una petizione. Io mi sa che domani chiamiamo Longo e gli chiediamo perché dobbiamo togliere il volto di Salvini. Cioè, se ha riscosso sto grande successo io lo lascerei. O no? Infatti, salviamo Salvini. Salviamo Salvini. Mi piace come campagna. Adesso non so se facciamo una partnership, la Voce di Manduria e Radio Cittadina, però proviamo a lanciare questa iniziativa. Salviamo Salvini. Per una volta, diciamo, noi del Sud ci lanciamo al suo soccorso. Insomma, al di là delle battute, grazie a Reno, in grado di raccontarci sempre queste storie particolari che arrivano dal nostro territorio, da quello un po' più diciamo periferico, ma che meritano davvero di essere raccontate. Grazie a Nazareno Di Noi per essere stato con noi. Grazie a tutti. Buona giornata e buon lavoro, Reno.